Prego. Mamma mia. Ode o purpatiella, o purpo si cuoce dall'acqua soia. Si dice sempre così quando qualcuno non vuole ascoltare i buoni consigli. È un detto napoletano che ho sentito 1000 volte, anche a Treviso, a Torino, ad Aosta. Lì il mare non ce l'hanno, ma i purpatielli si mangiano e come, perché sono buonissimi. Tutto nasce dalle mogli dei pescatori napoletani, devoti a Santa Lucia, perciò si chiamavano le Luciane. Cucinavano i polipetti che i mariti pescavano e li mettevano in anfore di terracotta piene di polipi e il giorno seguente le andavano a ritirare. Sono loro che hanno inventato la ricetta dei polipetti affogati alla luciana, con le olive e i capperi che vanno cotti lentamente nel pomodoro, dopo averli fatti rosolare a fuoco vivo con aglio e peperoncino. Poi li servivano come primo, con gli spaghetti o con le linguine, oppure come antipasto. E io faccio ancora una cosa più speciale, ci faccio una pezzella fritta e ce li metto sopra. La morte sua, anche se non lo vedo proprio in salute, diciamo, nel piatto, è anche con quello che chiamate in Campania, a Napoli, il pane cafone. Ecco qua, io sono il suo cafone, cara donna Angelica. No, tu sei il mio polipo. Il polipone, io sono il polipone. polipone. Un purpo grosso. Un polpo grosso. E scusi, me lo dovrebbe evitare perché serve alla cucina. Fammi inebriare di mare. Adesso puoi andare, grazie. Vuole una spruzzata? Una spruzzata.